Santa Claus is across the floor. I was feeling easy, but the crowd called the more. The room was unguarded as the sailing flew away. Ben ritrovati cari amici nel paese logudorese di Tiredo in provincia di Sassari. Eravamo i Zuigues, 50 anni di storia, precisamente dal 1967 al 2017. E adesso questi giovanotti mi presenteranno qui il lavoro, capitanati dall'ex sindaco, il dottor Diego Satta. Ci presenteranno proprio il lavoro che andremo a vedere in questo scenario particolare del Logudoro. Grazie intanto della vostra disponibilità e del vostro invito. Buonasera a tutti, ma questa uscita del libro, se vogliamo, è quasi una scommessa con me stesso. Ai miei amici gliene parlavo da diversi anni. Alla fine, visto che nessuno si decideva a scrivere, ho deciso di cominciare io e l'ho fatto in maniera autobiografica. Abbiamo avuto una esperienza indimenticabile e l'abbiamo raccontata in questo libro, ma non parliamo solo dei Zuigues. Abbiamo preso il nostro nome dalla montagna Zuigues, Monte Zuighe, e raccontiamo anche degli episodi, ma soprattutto come, partendo dal nulla, siamo riusciti a fare un complesso. Nessuno sapeva suonare, nessuno conosceva la musica, siamo riusciti a tenere la scena per 4 anni, ma poi negli anni abbiamo continuato a vederci. Per completare il libro abbiamo anche fatto una panoramica dei complessi del nostro periodo, soprattutto quelli di Ozieri, quindi motivi per acquistare il libro ce ne sono tantissimi. E questi sono gli amici, mio fratello Sotero, Aldo Salis, Sandro Pintus, Bachisio Usai, io, Bartolo Iacomino, il nostro batterista, e il bassista Tore Chighine. Ecco qui la band ricostituita, e là c'è il nostro manager storico. Vieni Romeo. Romeo era il nostro manager. Avremo quindi altri gruppi sul palco, se non sbaglio. Sì, ci sono 4 gruppi che suoneranno musiche degli anni 60. Bene. Poi li conosceremo. Bene, per finire Diego Satta, vogliamo rivelare l'antidoto perfetto per stare assieme dopo 50 anni. La musica è una grande medicina che fa vivere a lungo. Grazie. Scoprire, se avrete la pazienza e la voglia di leggerlo. È autobiografico perché non poteva essere diversamente, perché quando iniziavamo a parlarne i ricordi si accavallavano e chi diceva di qua, chi diceva di là. Io fortunatamente ho conservato i quaderni che allora avevamo per registrare tutto quello che succedeva, dove suonavamo, quanto ci davano, cosa spendevamo per riparare gli strumenti o per comprare le bacchette della batteria o le corde che si rompevano della chitarra, con date, quindi riferimenti precisi e che non potevano cambiare. Quindi gli ho dato un'impostazione autobiografica per raccontare questa esperienza, perché la cosa più straordinaria, ma per tutti è così, non siamo stati noi i geni musicali, per tutti si è iniziato con l'idea. È un nostro caro amico, che purtroppo anche lui non c'è, lo consideriamo uno dei Zuigues, anche se poi non ne ha fatto parte come musicista, Onorio Osai. C'è la moglie qua,
La saluto con affetto. Dopo l'Arpa d'Argento di Ozieri, che è stato un grande veicolo promozionale, perché all'Arpa d'Argento arrivavano 15-20 complessi da tutta la Sardegna che si sfidavano in una vera e propria gara, e questo ha indotto molti dei giovani di allora a dire: ma perché non ci proviamo anche noi? Bene, nel nostro paesello c'era questo gruppo di amici molto affiatato che, diciamo, essendo tutti studenti, eravamo un po' l'avanguardia locale, e la sera però dopo cena d'estate ci si annoiava, si andava a passeggio nel corso di là, e qualche giorno dopo quest'Arpa d'Argento di Ozieri, Onorio proprio disse, a un certo punto svuotò: lo facciamo un complesso e quindi di relazione con la musica, di emozioni, di sentimenti, di capacità, di voglia di partecipare della musica e magari anche un po' di gastronomia. Diego Sarta, fra il poeta e il Platamona, ha il potere di farmi rilassare. Mi piace la sua voglia di giocare, la leggerezza della sua chitarra semiacustica. La sua è una valanga di suoni di cui individui ogni nota. È come se di una cascata tu riesca a separare le gocce che la formano. Mi piace sapere che ha distribuito quelle armonie con 3 dita appena. Ne usa sempre 3 anche lui. Sono meravigliato della sua maestria. Vuol dire che la musica se ne fotte di molte cose, soprattutto delle disgrazie del corpo. Vuol dire che non si lascia imbalsamare da un accidente di nulla. Quando ho voglia di venire fuori, lo fa senza pensare a quello che la vita ci ha rubato. Diego Sarta ha avuto la leggerezza di un volo di scricciolo, la gioia di un bambino che vede per la prima volta la neve, e ancora così a 74 anni. Ha un tocco impalpabile come lo zucchero a velo, elegante nei ritmi lenti, sembra prediligere gli incontri eterei, i contatti appena sfiorati. Sa di brillantine, Diego. Paolo Conte direbbe a frore di coloniali, di sigarette al mentolo e di caramelle alla scane. Sa del calore delle balere invernali del sabato sera, di uomini ingenui in giassatto scuro, di scollature eccessive a barchetta o a V, di abiti di casalinghe che si mostrano sensuali, avvolti in raso e cinze da saglie di fine stagione, di corpi che si cercano ma non lo vogliono dire. Siamo timidi e ogni sguardo è pesante. E allora Diego ci va leggero, gioca con i ritmi lenti e con le note terzinate, attenua l'impaccio degli incontri avvolgendoti in soli fiduciosi, non si sbraccia, aspetta che la musica agisca piano, ti protegge fra coperte di leggeri fraseggi impalpabili. Leggo e vi dico che sono tornato volentieri ai Tiredu, come diceva Diego, perché nel periodo che Diego cita nel suo libro fece parte della scuola locale. Una breve stagione, un anno appena, perché poi gli studi universitari mi chiamarono altrove. Ma è tuttavia una stagione che ricordo con grande piacere. Ho rincontrato anche stasera degli amici che giocavano proprio in quella squadra, è stato un bel momento ovviamente. Allo stesso momento, sempre con grande piacere, ho letto il libro di Diego, di cui ritrovo non solo gran parte delle amicizie e delle conoscenze dei miei anni giovanili, ma anche l'anima di quel movimento musicale, che fu principalmente musicale, ma che poi finì per incidere anche sul costume, modificandolo talvolta profondamente. Dalle nostre parti mancò ogni legame con la politica, che invece altrove fu presente, anche se in Italia si manifestò come ogni avvenimento con un certo ritardo, diciamo negli anni 70. Ma torniamo al libro di Diego. I Zuigues, mi verrebbe automatico chiamarli gli, ma rispetto alle scelte anche grammaticali dei fondatori, sono un po' paradigmatici di un fermento che attraversava allora tutta l'Italia, ancora ingenuo, assolutamente nuovo nella sua curiosità e nell'ansia di apprendere, anche importando e copiando generi e stili di vita di cui sino a quel momento avevamo appena sentito parlare.
Come ovvio il motore principale del cambiamento fu il centro abitato più importante del circondario, cioè quello di Ozieri, che raccoglieva tutti i più importanti centri, tutti gli studenti del circondario e dei paesi vicini, e Tiredu compresa, che aveva sale da ballo, teatri, cinema, insomma era per costituzione più aperto al cambiamento. E fu proprio Ozieri, come dice Diego, oltre che a Sassari naturalmente, che nacquero i primi complessi beat. Strana denominazione, allora venivano chiamati così con sprezzo del ridicolo, tanto che ricordo un gruppo che evidentemente, dotato di apprezzabile autoironia, si denominò i complessi di colpa. Giustamente. Comunque, ridicolo o meno che fosse la denominazione, in quegli anni 60 fu un rapido fiorire di musicisti, quasi tutti rigorosamente fai da te, e tuttavia non privi di una certa dignità musicale che in alcuni, pochi per la verità, rispetto a questa moltitudine, si sarebbe trasformata in un solido professionismo. Ricordo i Bertas, i Barritas, i Salis, il gruppo 2001. Ci fu un contenitore storico di questo movimento, non solo per il Logudoro ma per tutta la Sardegna, e fu un concorso che Diego ha più volte ricordato come origine dei Zuigues, ma sul quale io voglio, scusate, brevemente ritornare per sottolinearne tutta l'importanza e rendere il dovuto omaggio al suo creatore, una persona davvero singolare. Parlo dell'arpa d'argento, avrete capito, il concorso messo in piedi con un intuito che nel suo piccolo definirei geniale da Franco Marongiu, non so quanti di voi l'abbiano conosciuto. Ora, Franco Marongiu era il personaggio più improbabile al quale si potesse pensare per un'operazione del genere. Creare una rassegna che valorizzasse i gruppi del nascente beat. Non so chi di voi conoscesse Franco, ma ti puoi immaginare che Franco pensasse a creare l'Arpa d'Argento per valorizzare i complessi beat. Nessuno. Non so neppure se l'Arpa d'Argento fosse nata con questo intento. Io non credo. Penso che nella mente di Franco ci fosse all'inizio l'intenzione di fare un palcoscenico per cantanti come Nilla Pizzi e Claudio Villa. Infatti Nilla Pizzi cantò alla prima edizione dell'Arpa d'Argento. Ma proprio a maggior merito di Franco bisogna dire che seppe adattarsi ai tempi che cambiavano con vorticosa rapidità, e così l'Arpa finì per diventare famosa come rassegna del meglio dei gruppi beat isolani della loro musica, esattamente l'opposto probabilmente di quello che Franco, peraltro un caro amico, amava e rappresentava. Ma Marongiu era anche un uomo profondamente innamorato della musica e del ballo, e soprattutto abbastanza intelligente per non fare distinzioni manichee tra il tango delle capinere e Please Please Me. Così, grazie al suo amore per la musica e alla sua adattabilità, l'Arpa d'Argento, come ha ben ricordato Diego, fu il trampolino di lancio di tutti i gruppi che davvero contavano sulla scena sarda. Dai Bertas ai Barritas, dai Salis, agli Sciardana, ai Dinosauri, dai Bobba, passando per le formazioni locali degli innominati, fine di un capitolo, Kids, Atomici e Zuigues, mi pare non partecipaste all'Arpa d'Argento, ma di striscio e comunque come creazione vi ispiraste anche dall'Arpa d'Argento. Ne dimentico sicuramente molti, me ne scuso. Era comunque un periodo veramente magico, forse difficile da capire perché non l'ha vissuto. Uso la parola magico, consapevole che si tratta di un aggettivo tra i più abusati per quel periodo, eppure non saprei trovare un'altra parola che lo rappresenti meglio. Basta ricordare, e Diego lo fa capire bene, quanto incise non solo sui comportamenti dei musicisti, ma anche sulla società contemporanea. Capelli lunghi, minigonne, femminismo, pacifismo non furono solo fenomeni esteriori, ma rappresentazione plastica di un cambiamento di pensiero generazionale. Un cambiamento che in futuro immediato avrebbe avuto importanti riflessi politici. Ma fermiamoci alla musica, basti dire che gli anni 60 e almeno metà dei 70 videro coincidere per la prima volta, e questo è importante, l'avanguardia artistica con il gradimento popolare. Andiamo avanti con la lettura, quindi viaggio in Corsica, presumo che gli Zuigues sono approdati in Corsica per un'esibizione evidentemente. Ci lasciò a Propriano, vicino alla chiesa principale. Arrivò un pullman di ragazze festanti che entrarono in chiesa. Noi, frattanto, avevamo finito il nostro frugale pranzo e io avevo iniziato a strimpellare la chitarra, cantando qualche pezzo del nostro repertorio. Dopo un po' lasciai la chitarra e in un silenzio rotto solo dal canto di qualche cicala
Fu Aldo a imbracciarla, sciorinando il suo repertorio di Fabrizio De André, allora poco conosciuto, ma già affascinante e coinvolgente. Finito il terzo o quarto pezzo, il silenzio del meriggio fu rotto da uno scrosciante applauso e grida di apprezzamento da parte delle giovani fanciulle in fiore, che evidentemente uscendo dalla chiesa si erano fermate fuori dalla nostra vista ad ascoltare queste melodie in lingua italiana, sconosciute eppure accattivanti. Facemmo amicizia con alcune e scattarono subito le simpatie, purtroppo alla rovescia, perché alla graziosa fanciulla, per la quale Aldo aveva subito il classico coup de foudre, colpo di fulmine, risultò che piacevo io, mentre alla giovane un po' più matura, sulla quale avevo messo gli occhi io, piaceva lui. Foste sfortunati evidentemente in quel momento. Diego ha avuto sempre un pregio, che è una dote, il metodo. Fin da ragazzo, da quando eravamo ragazzi, aveva un quaderno dove prendeva gli appunti meticolosamente ed era la sua memoria storica. Ha scritto sempre molto bene in italiano. Studiava in maniera adeguata e ha avuto sempre dei risultati brillanti a scuola. Poi ci siamo fatti grandi, ma durante lo sviluppo nascono questi gruppi musicali. Io ho sempre considerato i gemelli autentici in quanto repertorio dei Zuigues gli Alfa di Nulli. Abbiamo un rappresentante, Gianluigi Carta, chitarrista qua. Nella fotografia poi sono descritti meglio. Stesso identico repertorio, stessa identica passione e col tempo identica bravura nell'esecuzione della musica beat, che poi i Pooh anni dopo hanno chiamato Beat Generation, ma hanno scarabocchiato molti pezzi classici come Pugni Chiusi, lo dico, non mi piace quella la versione dei Pooh, e altre canzoni. La differenza tra gli Alfa e i Zuigues è stata quella della diffusione personale nel territorio. I Zuigues hanno avuto più capacità organizzativa e si sono esibiti in luoghi dove invece gli Alfa non hanno avuto modo di esibirsi. Diego ha fatto un'opera importante, molto importante ai fini della valutazione anche del fenomeno beat, che è un fenomeno culturale. Le canzoni non erano canzonette, erano dei messaggi, non subliminali, ma dei messaggi che a quell'epoca funzionavano anche bene. Si è parlato di Senza luce dei Dichi Dichi, tradotta bene per carità, stesso impianto, schema musicale per carità, ma l'originale è un'altra cosa, è veramente una cosa. Mentre, come diceva il giornalista prima, molte cover sono uscite meglio degli originali stessi. Abbiamo due momenti importanti nell'epoca. Abbiamo per il rock internazionale Woodstock, 1.500.000 ragazzi di ogni genere, di ogni razza, che si riuniscono in questa grande spianata e là iniziano a nascere i grandi artisti, le grandi star come Joe Cocker per esempio. Woodstock, il grande Joe Cocker arriva a Woodstock per la prima volta e si esibisce e ha successo, uno degli esempi. Poi c'è l'Isola di White. Sai cos'è l'Isola di White? L'Isola di White è una bella manifestazione beat, rock beat, che consacra finalmente in maniera definitiva la musica beat e tutto ciò che in essa è intrinseco come fenomeno culturale, autenticamente culturale. Diego nel suo libro fa una magistrale rappresentazione del fenomeno culturale. Non cita soltanto con le fotografie i nomi dei componenti di quei gruppi là. Giustamente Ozieri in zona, e non soltanto in zona, è fervida nel periodo, ma cita anche situazioni
che poi hanno contribuito a modificare i nostri costumi in tutto quello che riguarda l'assetto della società del periodo, che si riflette anche oggi. Adesso leggo un passo nel quale io non ero presente, quindi è più che altro un omaggio ai miei amici Zuiges che dopo di me hanno comunque continuato a suonare. Prima del definitivo scioglimento, i Zuiges suonarono a Baia Sardinia, all'hotel La Bisaccia, per la festa dell'istituto alberghiero. Il giorno dopo, che era festivo, si trattennero per andare a un ballo ad Arzachena e a un certo punto dal palco annunciarono: abbiamo notato che sono in sala i bravissimi componenti del complesso I Zuiges di Tireddu e siamo felici di invitarli a suonare qualcosa per il nostro pubblico. Colti di sorpresa, ma anche lusingati dall'apprezzamento, accettarono l'invito e improvvisarono alcuni pezzi con gli strumenti del complesso che stava tenendo la serata e fu un grande successo. Erano ormai diventati famosi e non mancavano le agguerrite fans che li ammiravano e se li coccolavano. Durusia, eccoli qua. Qualche nota, qualche accenno biografico per i Durusia. Sono diozzieri, il gruppo Durusia prende il nome dal titolo di un noto successo di Piero Marras, artista sardo dal quale eseguono numerose cover. Nasce 7 anni fa per l'iniziativa di Amedeo Scudino, ineffabile Amedeo Scudino, voce solista e già leader del complesso dei Kids, che ha operato dal 1966 al 1972, e di Bartolo Iacomino, batterista in comproprietà con i Zuiges. Ne fanno parte naturalmente, oltre ai due citati, Peppino Fiori, chitarra solista, Antonio Pani, chitarra ritma e armonica bocca, Antonio Manunta, tastiere, ed il maestro Martino Meloni, chitarra basso. Primo brano in programma, California Dreaming, Mamas and Papas, che altro non è Sognando la California dei Dick Dick. Buon divertimento, ciao! Cielo grigio su, foglie gialle giù, cerca un po' di blu, dove blu non c'è, sento il suo freddo, odia dentro me, ti sogno California, e un giorno io verrò, entro in chiesa e là, io cerco di pregare, ma il mio pensiero invece va, ritorna sempre là, al sole caldo che vorrei, che qui non verrà mai, ti sogno California. A chi non sono mai piaciuto, a chi non ho incontrato e chissà mai perché, ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio da tempo e non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato troppo sole va sempre più giù. A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi
poi ti capisce, quando il gioco finisce non si butta giù ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Skip the life and then go. Santa Claus is across the floor. I was feeling easy, but the crowd called over more.
I was feeling seasick. Tra un minuto me ne andrò e non dici una parola, sei più piccola che mai, nel silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà. Strana amica di una sera, io ringrazierò la sua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta voglia di lei. Skip the life and then go. Sunny clubs is across the floor. I was feeling seasick, but the crowd came over more. The room was unguarded as the sailing flew away. When it came, I forgot a dream. The water brown and straight, and so it was the lady as the minute of this day. Saying face to face and justly said I